Salve a tutti, benvenuti a questa nuova live di Reni Retro. Buon pomeriggio a tutti. Sono le ore 16:29, quasi le 4:30 di questo pomeriggio di mercoledì 19 febbraio 2025. Salve a tutti e benvenuti. Qui dobbiamo fare un test barra teardown di un altro PC che è qui alle mie spalle. Questo è un PC della Dell, un PC Dell serie Optiplex modello GX260. Ok? Allora, praticamente questo PC, come vediamo dagli adesivi qui davanti, usciva dalla casa con già preinstallato Windows XP e con un processore Intel Pentium 4. Ok? Questa serie di PC sono stati dedicati molto alle aziende. Erano dei PC molto semplici da smontare, quasi screwless li definirei, quindi senza viti, senza troppi fronzoli. Quindi era molto semplice andare a smontare, per esempio se si rompeva l'unità ottica o l'hard disk interno o se aveva dei problemi anche la scheda madre fisicamente, toglierla, bastava sbloccare dei ganci e veniva via tutta la scheda madre. Questo per facilitare il lavoro diciamo, all'assistenza hardware, che così rendeva nuovamente disponibile il PC all'utente nel più breve tempo possibile. Poi i pezzi sostituiti, se potevano essere riparati, venivano riparati e poi installati, refurbished con questo, diciamo, con questa dicitura, quindi vuol dire riparato, rinnovato, refurbished, e venivano usati per riparare altri PC Dell, sempre diciamo che avevano diciamo, lo stesso problema. Allora, in questo caso, proprio questo PC in particolare, c'è una scritta qui davanti. Qui davanti c'è scritto 761301, poi vabbè. Allora, questo PC io lo utilizzavo come se fosse un server. Infatti da dietro ho visto che ho aggiunto ben due schede di rete, oltre a quella che c'è già integrata. Quindi questo ha tre schede di rete 10-100 megabit, e io lo utilizzavo per distribuire dei file, quindi come file server. Ok? Non mi ricordo bene che sistema operativo c'era installato, se c'era Windows 2000 o addirittura Windows XP, non mi ricordo nulla. Mi ricordo solo che questo io lo utilizzavo e rimaneva sempre acceso come file server. Quindi originariamente dentro c'erano questo pesa, però pesa parecchio, originariamente dentro c'erano tanti hard disk, proprio perché doveva essere utilizzato come file server. Adesso noi andremo ad accenderlo, andremo a vedere se funziona ancora, se dà problemi, e voglio pure vedere che sistema operativo c'era dentro, diciamo un po' di cosette riguardo questo PC, che poi vi farò vedere anche come si apre. Già qualche altro mi sembra che in qualche altro episodio di Teardown l'abbiamo visto, di come si aprono questi Dell, soprattutto la serie Optiplex, ok? E la serie Optiplex erano diversi modelli, c'era anche un modello ultra slim desktop. Questo è sia desktop che tower, perché ha di qua anche i piedini, quindi questo si può mettere sia coricato, tanto è tutto di metallo, quindi si può mettere sia coricato e diventa desktop, oppure in piedi così ed è un tower. Poi c'era questa particolarità che qui si apriva e qui uscivano fuori praticamente due USB, presa microfono e presa cuffia, ok? E poi si chiudeva e i fili uscivano del microfono e della cuffia da qui sotto. Molto comodo, anche esteticamente carino. Poi diciamo che aveva questa forma arrotondata, anche se diciamo, le unità ottiche erano standard, non erano fatte apposta per la Dell, e anche qui in questo caso
abbiamo il nostro famosissimo lettore floppy. Questo non ce lo sfioriamo più. Qui dietro c'era un floppy normale che però avevano fatto appunto questa feritoia tutta bella stondata, quindi il design di questo PC era stato curato molto molto molto, ok? Quindi non solo il design estetico, questa parte tutta arrotondata, diciamo, e quindi esteticamente accattivante, ma anche veloce da cambiare tutti i pezzi nel caso di guasto. Ok? Ah, poi c'è anche dentro un bel convogliatore che riesce a sfruttare un'unica ventola per raffreddare la CPU e tutto il resto. Diciamo che era ingegnerizzato veramente veramente bene come PC. Detto questo, mi sembra che c'è attaccata già la corrente, io avevo attaccato tutto e quindi proviamo ad accenderlo, vediamo che cosa succede. Io vi metto come sempre anche lo schermo. Attenzione, allora, questa la mettiamo così. Ok, così dovreste poter vedere lo schermo. Allora, proviamo ad accendere. 3, 2, 1. Accende, si è acceso. Ah, la scrittadella è comparsa. Già mi fa ben sperare. Oh, sì, allora, alert. System battery voltage is low. Strike F1 ok to continue. F2 to run the setup utility. Qui mi dice soltanto che la batteria tampone è scarica. F1 per continuare. F1 per continuare. Oh, Windows Server 2003. Addirittura c'è Windows Server 2003. Incredibile, ragazzi. Devo fargli una foto a sto Windows Server 2003. Chissà se la trovo poi la schermata d'avvio di Windows Server 2003. Facciamogli una foto. Ecco. Windows Server. Oh, è partito Enterprise Edition addirittura, ragazzi. Scusate se mi metto davanti, ma fatemi vedere. Windows Server 2003 Enterprise Edition. Questo poi mi servirà per fare per fare diciamo la copertina di questa live, Allora, quindi qui c'è Windows Server 2003 Enterprise Edition. Solo che mo c'è un grosso problema. Com'è la password? No. No. Porca miseria, non me la ricordo proprio la password. Capirai, questo è dal 2006, 2007 che è stato spento. È stato spento più o meno 2006-2007. Proviamo un po'. No. No. Allora ragazzi, adesso possiamo cogliere la palla al balzo perché io la password non me la ricordo e non me la ricorderò mai. Quindi possiamo utilizzare Iren boot cd per andare a fare il reset della password. Allora ci andiamo a recuperare Iren boot cd. Un attimo che lo devo andare a recuperare. Linux. Niente. Allora quindi Iren boot cd. E niente, toccherà avviare tutto dal cd, quindi da Iren boot cd, per andare a eliminare la password. E ma adesso non posso neanche spegnere. Ctrl Alt Canc non mi fa neanche spegnere. E già d'altronde questo è un server.
E quello pure questo. Sto provando a ricordarmi un po' le password che usavo in quell'epoca. No. Niente. Ok. Non si può, non si riesce a trovare, quindi questo dovrebbe attivare lo shutdown, perché io vorrei evitare di fare uno spegnimento, però se non mi ricordo la password, non ci so vie. PF12 boot menu. Allora io voglio partire IDE CD-ROM. Offline NT password changer. No. Allora, stiamo andando a cambiare la password di amministratore locale di un Windows Server 2003 grazie all'Inen Boot CD. Allora, qui mi dice 1 candidata device 1. Allora, that is, do you wish to force it? Contain an unclean file system 00. Do you wish to force it? Vediamo un po', yes. Success. Ma tutta sta roba non doveva comparire. Error, un sacco di errori. Windows System Config. Allora, password reset 1. Va bene. Edit user data, quindi 1. User 7613, io voglio cambiare administrator. Quindi administrator. 1 clear blank user password. 1 lo metto in bianco. 1. Password cleared. Punto esclamativo to quit. Punto esclamativo. Ok. What to do 1. Quit Q. Vuoi scrivere la nuova password? Yes. Ok, scritta. No. Ok, e adesso dice riavvia tutto. Leviamo il CD, speriamo che riparte perché avendolo spento in malo modo purtroppo Windows dà problemi poi. Ma vediamo.
Windows Server 2003 sta partendo. Mamma mia quanti ricordi ragazzi, vedete che io tutto quello che vi racconto in realtà io l'ho gestito i server, Windows Server 2003, guardate, e questo era una cosa così per giocare, insomma, non era un server vero aziendale. Avvio di Windows in corso, press Ctrl Alt Canc, Administrator, invio. Ha fatto l'accesso. Dice perché mai spento? Perché allora i sistemi operativi server avevano bisogno, quando venivano riavviati, sempre di specificare il motivo, anche se era andata via la corrente, power failure, ok? Quindi io adesso qui ci sto scrivendo niente, ci ho messo il D00 punto, e lui va a scrivere nel log di sistema che il, mamma mia, guarda l'AN aziendale, l'AN configurazione G6 FTP server. Mamma mia, perché qui io gestivo tutto via FTP, me ne sono ricordato. Allora, qui io ho 3 schede di rete, tra l'altro mi sa che qui ci avevo installato il Network Load Balancing. Non inviare a Microsoft e niente, che tanto non c'è manca scheda. Eccole qua tutte le schede di rete, 1, 2, 3, no 3, e infatti sono 3. C'è quella integrata e le 2 Tricom esterne. Mi sfarfalla un po' sta telecamera, devo vedere perché, ma sicuramente ci sarà qualche problema. Comunque ecco, questa è l'amministrazione server, noi la mandiamo giù, perché io voglio vedere se queste schede di rete, queste avevano switch by network, LAN aziendale, switch Tricom. Ah, ma queste quindi no, le avevo messe tutte su... Ah no, c'è sta bilanciamento carico di rete, network load balancing, c'è nel... Quindi qui avevo configurato tre schede di rete in network load balancing. Ciao Andrea, buon pomeriggio. Mannaggia che mi sfarfalla sta maledetta telecamera. Ma perché sfarfalla così? Devo vedere un attimo sulle proprietà, scusate, niente. Sfarfalla una cifra. Bah, non ci posso fare niente, sfarfalla, va bene. Allora, vi stavo dicendo che Windows Server 2003 permetteva il Network Load Balancing, che significa che avendo 3 schede di rete separate era possibile fare lavorare all'unisono come se fosse un'unica scheda di rete che usciva, diciamo, sulla rete, e quindi il carico di rete veniva equamente distribuito tra tutte e 3 le periferiche di rete, in modo che nessuna delle 3 venisse sovraccaricata durante il trasferimento dei dati, perché questo era un file server dove c'erano dei dati, dei file anche molto molto grandi per l'epoca. Adesso io lavoro con file da 36 giga e più, qui non c'erano manco gli hard disk tra un po' per supportare tali file. Tra l'altro qui vedo che c'è un solo disco, il disco di sistema, proprietà, è un disco da 40 giga, figuriamoci, quindi io adesso lavoro con file da 36-40 giga, singoli RAR così grandi che poi vanno scompressi, però all'epoca qui c'erano file da 1 giga e mezzo, 2 giga, che trasferirli poi contemporaneamente sulla rete andavi a saturare le schede di rete. Allora anche la Microsoft, grazie di essere passato Andrea, grazie mille. Allora, dicevo, la Microsoft aveva diciamo sviluppato, che anche altri sistemi operativi già ce l'avevano, però la Microsoft poi l'ha integrato nei suoi sistemi operativi, questo bilanciamento di rete
Network Load Balancing. Quindi tu potevi avere parecchie schede di rete, poi cominciarono a fare addirittura una sola scheda di rete con 4 porte LAN sulla stessa scheda di rete, 4 porte LAN sulla stessa scheda di rete, e a quel punto Windows li vedeva come 4 schede di rete e tu le potevi mettere in load balancing con anche altre, e praticamente quelle avevano poi la particolarità di avere un unico IP dove essere raggiungibile, quindi ognuno aveva la sua configurazione fisica, quindi con il suo IP address e tutto quanto, però poi tutte quante venivano inglobate e fatte uscire poi sulla rete tramite un unico IP. Quello è stata una grande conquista, il network load balancing, perché permette, secondo me ancora lo utilizzano, perché anche mettendo fibre ottiche eccetera, per esempio è vero che c'ha i server distribuiti, Google, YouTube, mi riferisco come principale, ma anche tutti gli altri social, praticamente, ma poi pure tutti i servizi di streaming. Io oggi sono andato a configurare a casa di mio padre una nuova pennetta di Amazon, e gli ho fatto vedere che può vedere anche tutta la Rai, non solo la diretta con quella pennetta tramite internet, ma anche tutto ciò che c'era registrato prima. Quindi tutti stanno facendo delle server farm enormi dove ci sono grandissime quantità di dati che devono essere immesse sulla rete, quindi su internet. E quindi questo, secondo me, network load balancing sarà una delle tante cose che useranno lì, insieme ai RAID, insieme ai dischi super veloci SAS, ma avranno anche delle tecnologie per i dischi a stato solido. Io non ho idea, perché trattasi di spazio, diciamo, quasi illimitato, enorme, tantissimo spazio, che serve poi anche questa diretta che io sto facendo viene registrata sui server di YouTube e andrà ad occupare 1, 2, 3 giga di spazio sui server di YouTube, e ognuno che fa le live viene registrato. Poi tutti quelli che pubblicano i video, ci sono tantissimi video in 4K, io sto trasmettendo in Full HD, quindi diciamo che tutto questo spazio, tutti questi file enormi vanno a finire dentro a delle server farm, che poi a questo punto diciamo, è necessario solamente avere un grande un file server gigantesco, ridondato in tutti i modi, quindi RAID 5 con lo 0, oppure RAID 1 più 0, e poi bisognerà velocizzare al massimo l'accesso a questi dati, in modo da non avere rallentamenti, quindi diciamo è complesso, assolutamente non impossibile, anzi era quello che io facevo già all'epoca, figuriamoci oggi con questi computer e con la tecnologia che è andata avanti sia dal punto di vista software che dal punto di vista hardware, quindi hanno viaggiato parallelamente i software e l'hardware per migliorare al massimo le prestazioni di queste grandi server farm, che attualmente ci aiutano a vivere meglio, perché poi tutti i servizi bancari, tutti i servizi di qualsiasi app noi abbiamo installata sul nostro telefonino, e fa sempre riferimento a dei server, siano essi dei server virtuali, siano essi dei server fisici, insomma tante cose, tanta tecnologia. Oh, sono contento, vedete, qui parla pure di OTE e dollaro su OTE, metro 2 dollaro su OTE, metro dollaro su OTE. Qui allora praticamente OTE era un altro file server, e quindi io tramite questo file server andavo a prendere i dati che stavano su un altro file server e li ricondividevo, anche perché questo, essendo un file server, aveva anche l'FTP server attivo dentro, e quindi ci si poteva accedere sia con le condivisioni, quindi su rete Microsoft nella LAN tramite una condivisione di rete, e sia con FTP da internet. Quindi questo che cos'era? Voglio vedere questo chi è, non me lo ricordo proprio. Ah, questo è il Boeing Manager, vabbè, il Boeing, questo starà fermo. Sì. Il Boeing Manager, il SETI at Home, Berkeley Open Infrastructure Network Computing.
significava il Boeing? Era un sistema della Berkeley University in America che serviva per il calcolo distribuito, cioè loro distribuivano delle unità di dati che andavano ricalcolate, e ognuno con il proprio PC, con il proprio client, con il proprio server, gli poteva dedicare del tempo CPU. Era totalmente configurabile, quindi se uno aveva due CPU o addirittura adesso si parla di CPU multicore, ma all'epoca c'erano delle workstation che avevano due CPU, magari non ti servivano, te ne serviva una per fare il lavoro grande, poi quando andavi magari a fare un rendering o qualcosa e ti servivano tutte e due, o chiudevi il Boeing o lo mettevi in pausa, però magari delle due CPU, tutto nella fase di progettazione, te ne serviva una e l'altra la dedicavi al Boeing, gli dicevi Boeing CPU 2, per esempio, nel caso le CPU vanno sempre numerate da 0 e 1, quindi CPU 1, Boeing, CPU 0, tutto il sistema, e uno riusciva a lavorare tranquillamente, anche molto velocemente, con il PC per fare tutta la progettazione di qualcosa, mentre il Boeing magari contribuiva con il SETI. Io ho contribuito parecchio con il SETI, con il Search for Extraterrestrial Intelligence, per tanti anni, ho completato tante work unit per il SETI e TOM, quindi quello fu un bel progetto a cui partecipai. Tante cose ho da dire su di me, tante cose ne ho fatte, e comunque questo è un server, FileZilla server, vedete ancora adesso FileZilla si usa, FileZilla server c'è lì. Allora, qua ci stanno tutti i log del backup, guarda, gennaio 2008, log marzo, tutti i log, andiamo a vedere marzo, questi sono tutti i file di testo, mo ci metterà parecchio, vedete? Ecco, CV Asked, questo è tutto l'FTP che mi faceva i log di tutto quello che veniva fatto. Guardate, questi sono tutto quanto è. Apertura disco, febbraio, CVD, list. Mamma mia. USR, non so che cosa sia. Document and setting, administrator. Sul desktop, vabbè, c'ho sta roba qua. Fedora c'era pure. TuneUp Utilities. Mamma mia, che cosa mi sono ricordato. TuneUp Utilities. Mamma mia. Allora, andiamo a vedere documenti. Non c'è niente. Video, vuoto, tutto vuoto. Andiamo a vedere quanto spazio è occupato di questo disco. Windows Server. È spazio utilizzato 30 giga. Mica poco, E dove stanno questi 30 giga? Vediamo un po'. Qua è 1 giga solo, e allora sarà tutto nel sistema operativo, dentro Windows. Mi sai sì che sta tutto dentro Windows qua dentro, ma qui c'avevo pure tutti i log, tutte le cose, questo era un bel server, L'ho gestito per parecchi anni, questo almeno 5 anni è stato acceso. Almeno 5 anni è stato sempre acceso, ma sicuramente mancano dei dischi che l'avrò levati, perché questo dentro era pieno di dischi, era proprio pieno di hard disk, e mo ce n'è uno solo, vedo uno solo, quindi voglio dire c'è qualcosa che non va, Vediamo un po' nei programmi qui parte dai megabyte, quindi mi sa che non è qui il grosso, infatti sono 300 mega, qui il grosso o può stare qui dentro, però mi sembra strano che non me no, 1 giga, e quindi gli altri giga non ho idea. Concerti, che è concerti? Michael Jackson History, questi sono i concerti di Michael Jackson, e qua sono 2, 3, 4, quasi 5 giga, però non è qua. Temp films, è vuoto, no, qua è vuoto proprio. Dell non penso proprio. VMPub 0. Ce li andiamo a cercare dove stanno tutti sti giga. Ecco, qua ci stanno 12 giga dentro Shared. Vabbè, qua c'è sta la serie del Bello e Sebastiano, qualcosa che
che mi è servito a me, Belle Sebastiani, in mezzo ai prati, concerti, Yomla c'era pure qua sopra. Yomla è un sistema per fare siti internet in modo molto semplificato. Ok? Ovviamente c'ha bisogno di Yomla server e quindi questo essendo un server io l'avevo utilizzato, se vede, per studiarmelo Yomla, però era molto molto buono, tant'è vero che molti provider supportavano Yomla server. Lo so, vedete, sta telecamera secondo me c'ha un falso contatto sul cavetto. Sfarfalla. Sfarfalla, vabbè, che devo fare? Allora, però io voglio vedere, che ne so, qua, vediamo così, 20 giga. 20 giga, e vabbè, qui quindi ci sarà un altro giga. 3 giga, 4 giga, e quindi quelli so, qua so, G6. Ah, G6 FTP server è un altro. Vabbè. Fedora. Ah, ma questo Fedora magari è proprio questo, perciò occupa un sacco di spazio. È un giga solo sto Fedora. Fedora è Linux, eh. Ecco, questo dentro c'è sta, ecco, Fedora i386, quindi a 32 bit. Eccolo qua, Fedora, queste che sono le ISO. No, i VMDK. Questo è per la Virtual Machine. Sono gli hard disk per la Virtual Machine. Pensa un po', quindi questo è Fedora già bello installato. G6 FTP server, tune app utilities. Vabbè, non c'è chi che, Io voglio vedere di riavviare. Comunque avete visto come in un attimo ho craccato la password di amministratore di un server. Salve Mirko, di un 2003 server. Io voglio rifare il riavvio un attimino, Chiudi sessione. Ah già, questo sempre essendo un server gli devo dire perché altro non predefinito. Punto punto. Ah, ho messo due virgole. Punto punto. Oh, perfetto. Perché essendo un sistema operativo server, tu devi specificare perché lo riavvii una macchina. Non è che ne so, installed updates. E allora ti permetteva di fare il riavvio. Se no, se non glielo specificavi, lui doveva andarlo a scrivere nell'event manager. Ok? Perché anche Windows, a partire da Windows NT4 Workstation, NT4 Server, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, eccetera, tutti quanti questi sistemi operativi avevano l'event viewer e andavano a scrivere dentro gli eventi tutto quello che succedeva, durante l'utilizzo del sistema operativo. Ok? A me piace troppo vedere l'avvio di Windows Server 2003, ma quando mi capiterà più di vederlo questo? No? Non penso proprio che mi capiterà più di vedere Windows Server 2003 in avvio. Che spettacolo, ragazzi, che spettacolo! Installato poi su un Dell serie Optiplex GX260, che non era sto super PC, però diciamo si difendeva. Ok, abbiamo craccato la password che quindi non c'è e gli si dà semplicemente invio. Io volevo fare gestione del server. Mi sembra che sto PC vada molto molto bene, devo dire la verità, però volevo fare un test pure del disco per capire se il disco potrebbe o meno dare problemi. Qui ci stanno febbraio, questi tutti log, guardate tutti i log. Guardate i log giornalieri, ma quanto ci ho lavorato io con questi server, con i log, ad archiviare log, a fare backup. Poi parleremo, io ho parlato dello SCSI in una di queste puntate, non ho citato minimamente tutte le varie unità nastro che si sono avvicendate nell'utilizzo dei server per fare il backup dei dati in modo sequenziale su delle unità un po' più economiche degli hard disk, che però alla fine, mettendo il costo dell'unità che serviva per poter leggere e scrivere questi nastri
con i nastri stessi, non lo so se costavano meno quelli o tirar su un altro server tra un po' e farlo gemello, insomma. Quindi, boh. Poi parleremo anche del backup sul nastro, i vari DAT, DLT, no, i DAT no, perché il DAT è Digital Audio Tape, invece per i computer era il DDS, ho sbagliato. Il DAT lasciamolo sta, quello ne ha parlato anche parecchio anche Marco Valleggi, quindi andate a seguire il canale MVV Blog di Marco Valleggi e lui ha trattato parecchio sia i DAT che gli ADAT, andate a vedere di che cosa sto parlando. Mentre invece che io ho lavorato anche sugli ADAT, figuriamoci, perché facevo il DJ e quindi ho avuto modo di mettere le mani anche sugli ADAT, quindi all'epoca, quindi non adesso che non sono più utilizzati, eccetera, no, proprio all'epoca quando costavano un sacco di soldi. Poi vi racconterò pure questa, ma adesso stavo dicendo appunto che esistevano queste unità nastro, prima le DDS, Digital Data Storage, che l'HP ha fatto DDS, DDS2, DDS3, DDS4, a seconda della capienza e della velocità di trasferimento dati. Poi uscirono i DLT, che erano molto molto più veloci e molto molto più capienti, anche i nastri però erano pure molto più grossi. Cioè c'è stata tutta, diciamo, un'evoluzione, chiamiamola così, perché è proprio così, un'evoluzione delle unità a nastro sequenziale, per cui conviene parlarne. Ne parleremo delle unità a nastro che poi vennero usate anche da Sun, quindi da HP dentro i suoi server, dai server Dell per esempio avevano le unità DDS dentro, vennero parecchio utilizzate. Io so pienissimo di unità che leggono e scrivono questi nastri con i dati dentro e soprattutto pure di cassettine. C'ho un armadio di quelli di ferro pieno di cassettine di backup. Molte sono nuove, alcune me le hanno regalate usate, ma usate anche una volta sola, quindi figuriamoci. Ma io ne avevo dato una di queste unità, l'avevo messa anche dentro il PC che avevo dato a mia moglie, che all'epoca eravamo fidanzati, e lei ci faceva il backup delle serie TV che andava piano piano a scaricare con i mule. No, lei le scaricava con i mule, poi non potevamo fare un sacco di CD all'epoca. Io avevo le cassettine e quindi facevamo il backup su queste cassettine, alcune erano da 4 giga, altre da 8 giga, dipendeva poi pure anche dal lettore, però poi si sporcavano spesso sti lettori, quindi c'era la cassetta pulisci testine, ne parleremo. E qua invece io facevo il backup, diciamo, anzi no, questi erano dei log di accessi, questi non era log di come è venuto il backup, se c'era qualche file danneggiato, qualche file che era in uso e quindi non è stato possibile fare il backup, eccetera. Questi invece sono proprio log di accessi a questo server, sia via FTP che via condivisione di cartelle. Ok, quindi questi, se io vado ad aprire, ma ne apro uno piccolo, va, questo qua, vedete, c'è tutto il giorno, l'ora, vedete, 2009 addirittura qua, quindi, e qui command successful e mi dà l'IP di chi aveva fatto, vedete, di chi aveva fatto l'accesso, con tutti gli IP. Guardate che era una cosa spettacolare lavorare su questi sistemi, non era... sì, mi devo sbrigare, mi devo sbrigare, l'altra l'ho tolta, quindi domani la rifaccio perché era un po' noiosa quella, però la rifaccio molto simile, Ok Michele, salutiamo Michele che si è ricollegato. Adesso ho fatto vedere questo Dell, guardate, allora, questo Dell che vedete qui, questo Dell è un Optiplex, quindi modello Optiplex, cioè serie Optiplex, modello mi si blocca, ok. Allora, è un Pentium 4 e dentro c'è installato, come stavamo vedendo, Windows Server 2003. Durante questa live abbiamo visto come craccare la password di amministratore di Windows Server 2003 in locale, ovviamente, non da remoto, in locale. Ok? Come vedete c'ho una telecamera che sfarfalla parecchio, la devo sistemare.
un altro adesso non ce l'ho. Allora io direi di fare lo shutdown di questo server e di andare a vedere come si apre. Allora gli diciamo altro non pianificato, sempre due puntini, e gli diciamo shutdown, quindi non riavvia il sistema ma arresta il sistema. Ok. Allora io spesso, che ne so, per fare delle operazioni hardware come aggiungere un hard disk o aggiungere una RAM, dovevo sempre dare il motivo per cui spegnevo il server. Quindi che ne so, add new RAM, che ne so, add new hard disk, new hard drive. Era così che funzionava. I server non potevi spegnerli così senza motivo. Allora, andiamo a vedere, io direi si è spento, andiamo a staccare tutto, tanto funziona, quindi allora mi fa piacere farvi vedere. Allora innanzitutto vi faccio vedere più da vicino. Leviamo il monitor che non ci serve più attualmente, grazie monitor. Allora vedete, tra l'altro vi faccio vedere, qui ci sono questi che sono dei piedini, per cui questa macchina può anche essere messa desktop col monitor sopra. Questo è abbastanza resistente per reggere un monitor a tubo catodico, ok? Questo è pesantissimo, pesantissimo sto Dell. Allora spostiamo il monitor, tanto non ci serve più, metto un po' meglio questo Dell e vi faccio vedere che questo l'ho appoggiato correttamente. Per aprirlo ci sono due pulsanti e si apre così, cioè si apre come se fosse una macchina. E adesso lo andiamo a vedere internamente. Tra l'altro 2002 l'alimentatore, ok, guardate che spettacolo internamente. Tra l'altro, come vi ho detto, questo è totalmente screwless, vedete? Allora, le uniche viti che servono, che poi chi veniva a cambiare i pezzi non li usava manco per niente, erano quelle, perché lui gli arrivavano già con queste, per mettere queste guide qui, che erano in dotazione, stanno incastrate sul case. Queste sono le viti per aggiungere hard disk, per aggiungere unità CD-ROM, unità masterizzatori, ok? Quindi queste guide erano, qui ci si metteva il masterizzatore, questa è la parte di destra, ce n'è un'altra uguale sinistra, e qui ci andavano due viti su questa e due viti su quell'altra. Però poi il masterizzatore poteva essere sfilato semplicemente tirando indietro questa leva. Vedete qui, questo si andava a incastrare nel case, quindi bastava fare un po' così con questa levetta e si sfilava tutto, diciamo, tutta l'unità ottica. Ora vi voglio per rimetterlo questo, che sì, così l'ho rimesso a posto, perfetto. E ce ne stanno tante di queste guide in dotazione. Ce ne sono per mettere almeno due hard disk da 3 pollici e mezzo, uno da 2 pollici e mezzo e due, ovviamente, due unità da 5 pollici e un quarto, che sono le unità CD e DVD, masterizzatori e company. Questo modello in particolare ha due controller IDE, quindi ultra ATA, due slot per le RAM, quindi qui ci sono due RAM da 128, ci sono tre slot con lo slot aggiuntivo, perché c'è anche l'espansione della scheda madre. Ci sono 1, 2, 3 slot PCI normali, uno slot PCI enhanced, quindi questo è uno slot PCI più lungo, poi c'è la GPI, Accelerated Graphic Port, quindi supportava anche una scheda audio ulteriore. Questa dentro c'ha già integrato, mi sa, una scheda video, una scheda audio già integrate. Tra l'altro in questi casi le schede video che avevamo all'interno di questi PC avevano il processore video direttamente su scheda madre, quindi non andavano a sfruttare diciamo, il processore video dentro al processore, alla CPU normale, no. In questo caso c'era proprio il processore video sulla scheda madre, e quindi erano degli accordi particolari che la Dell faceva con chi produceva le schede madri, le schede video, per avere la scheda video integrata. Stessa cosa dicasi
per la scheda audio, c'è la scheda audio integrata, c'è il processore proprio dedicato alla scheda audio. Strano che non c'ha neanche un serialata, neanche, non lo vedo, non c'è serialata. Oh, quello che volevo farvi vedere, se ci riesco a tirarlo su, mi sa che è difficile, strano perché era invece estremamente facile tirarlo su questo. Mi dà da pensare, forse no, scusa, ecco, perfetto, bastava sbloccare. Allora vi faccio vedere quello che dicevo io, ve lo riprendo in mano, ma questo pesa una tonnellata, vedete c'è una ventola sul case. Adesso io ho aperto questo convogliatore verde, vedete? La ventola sta sul case, eccola qui la ventola, e questo è il dissipatore della CPU. Questo, quando viene chiuso, fa in modo che l'aria passa dal dissipatore della CPU e poi esce. Quindi proprio col convogliatore. L'ho posato perché veramente pesa questo PC. Ma si utilizzano ancora le versioni server di Windows oppure in quel caso ormai si usa? No. Non diciamo eresie, che la Microsoft non vi fa pagare più tanti soldi le licenze di Windows 11 e di tutti sti client, perché non gliene frega un accidente dei client. Ma Microsoft, cioè, la maggior parte dei server ancora si basano su Linux e su Unix, soprattutto sono server Unix, quindi neanche Linux, perché Linux è derivato da Unix, ma i server, quelli là che devono essere ultra sicuri, sono Unix, non c'è Linux lì, assolutamente. Però Microsoft ha un'enorme fetta di mercato dei server, tutte le grandi e grandissime aziende oramai hanno tutti i server Microsoft, ma la Microsoft è andata talmente avanti con questi sistemi operativi server che oramai, mentre prima, come ho più volte raccontato, c'era bisogno di un primary domain controller, un backup domain controller, poi c'era il file server, che ne so, l'FTP server da una parte, il www World Wide Web server, che è Outlook server per gestire la posta. C'erano, diciamo, tante macchine che poi si dovevano interfacciare. Adesso non è più così. Tu configuri una macchina, poi quella ne fai un'altra e gli dici questa macchina è nello stesso Active Directory di quest'altra macchina, e quelle si gemellano, capito? E diventa tutto un enorme server praticamente che fa tutto. Piano piano tu ci puoi aggiungere quante macchine te ne pare, e essendo andata così avanti, mentre prima se si rompeva il primary domain, è vero, partiva il backup domain che diventava primary domain, e diciamo c'era questa cosa, a parte che si creava un disservizio di un certo tempo, perché per promuovere un backup domain a primary domain non era immediato, c'era un lasso di tempo per cui il backup domain controller, che era sempre allineato con tutto, praticamente entrava in funzione come primary se veniva a mancare il primary originale. Però diciamo che era una tecnologia che venne abbandonata in pochi anni in favore di una tecnologia che ti permettesse di avere quello che si chiama un cluster di server, chiamiamolo così, passatemi il termine, anche se salve Guru 2D, salve, benvenuto. Un cluster di server significa che sono tanti server identici, se se ne rompe uno non ce ne frega un accidente, ci stanno gli altri. Tra l'altro adesso tutto funziona così, che ne so, Facebook, noi quando scriviamo www.facebook.com.it, quello che volete, la nostra richiesta tramite i DNS va ad un server, ok? Questo server, che poi può stare ovunque, perché non esiste più un server che uno dice oh è questo il server, no, tu fai una richiesta, arriva ad una macchina, dentro una server farm ovviamente, ad una di quelle macchine che stanno dentro una server farm, che poi la ridistribuisce a dei server che stanno chissà dove, magari passi per gli Stati Uniti, poi vai in Giappone, poi passi per Roma,
passi per Napoli, poi vai, non lo so, la tua richiesta fa talmente tanti salti e i server lavorano all'unisono, anche se stanno in città, in regioni e in stati diversi, è talmente tutto velocissimo che tu non te ne rendi conto. Magari questa live che io sto parlando viene registrata, che ne so, un po' in Polonia, un po' in Giappone, un po' negli Stati Uniti d'America, non si sa. Poi negli Stati Uniti d'America non è che sono piccolini, chissà dove stanno tutte queste server farm. Io so che stanno facendo parecchie cose in Alaska, da quelle parti lì, perché lì con diciamo, il fatto che l'aria calda sale e l'aria fredda scende, con delle ventole passive, loro stanno facendo un sistema di raffreddamento quasi a impatto zero, quindi a costo zero, che non serve la corrente per far funzionare questo sistema, capito? Proprio per la differenza di temperatura che si viene a creare. Ci sono delle ventole passive che dove l'aria calda sale girano e tirano fuori l'aria calda verso fuori, e poi invece fanno entrare l'aria fredda che viene sempre da quelle parti lì, perché lì la temperatura è molto fredda. Quindi io so che queste server farm oramai diciamo, la Microsoft stessa pure, tutti, a parte che poi è andata avanti pure con i virtual server, i server virtuali, che ne so, adesso tu c'hai questi server enormi, che ne so, 100 processori, io pure quando su Aruba andavo mi permetteva di prendere un server virtuale con una marea di RAM, terabyte e terabyte di RAM, quindi tu, che ne so, ti vuoi prendere il tuo bel serverino e loro ti danno una macchina virtuale dentro un'altra macchina che fa parte sempre di un cluster, quindi tu stai sicuro che ce l'avrai sempre online, e quella tua bella macchina virtuale c'ha, che ne so, ti configurano un processore che vuoi, un i5, un i7, un i9, paghi di più è potente il processore più paghi, loro ti danno una fetta di questa macchina che magari non è manco Intel, ragazzi, magari dentro c'è una Sun, c'ha processori completamente diversi, è il sistema operativo poi che va tramite il programma di virtualizzazione, chiamiamolo così, che vi mette a disposizione una macchina come vi serve a voi. C'è solo un sistemista che con un'oretta, due, tre, quello che serve, vi configura lo spazio disco che a voi avete chiesto, vi configura la quantità di RAM che avete bisogno, vi configura la scheda video che volete, vi configura diciamo, tutto il desktop e il sistema operativo che voi volevate, e ve lo dà disponibile, e quello è soltanto un pezzo. Ma i server ormai vengono venduti subito, vanno tutti a ruba. Aruba, lo so, Aruba, sempre prestare a queste battute per questo nome che si è dato. E quindi voglio dire, questa tecnologia, io pure per quello mi sono un po' fermato, perché ho visto che quelli che facevano il lavoro mio o erano super esperti del campo, quindi sistemisti Microsoft certificati, Cisco Certified Network Administrator, eccetera, Microsoft CCNA, CCNE, quindi amministratori di sistema, di rete, di network, eccetera, oppure non c'era più, cioè non c'è più spazio, perché se voi pensate ancora che ci sono persone che vanno e vanno a sistemare un server in locale, non è più così. Se si rompe un server, mettiamo che si rompe un server in una server farm a Roma, ok? Lì ci mandano i tecnici hardware che non sanno manco di che stanno a parlare, che sono gli stessi che sono venuti poi, tanto di cappello per il lavoro che fanno, però che mi sono venuti a installare a me la fibra ottica, che non sapevano niente né della storia che c'era dietro a quella fibra ottica, né di niente. Loro sapevano soltanto spellare la fibra ottica, unirle, e fibre ottiche se c'era bisogno di unire una fibra all'altra, e attaccare solamente il router che mi hanno lasciato, basta. Più di questo loro non sapevano, non conoscevano tutto quello che c'era, perché non c'è bisogno. E così quelli che vanno dentro le server farm, se si rompe la scheda madre di un server, cambiano la scheda madre, la rimettono, attaccano i fili così come l'hanno trovati, che ne so, ci stanno 10 cavi di rete, il cavo da alimentare,
4-5 cavi di alimentazione da attaccare, eccetera, perché lì è tutto ridondato, le schede di rete, gli alimentatori, è tutto ridondato. Loro staccano, riattaccano così come hanno trovato, e poi qualche sistemista che sta in America, in Giappone, in Cina, dove vi pare, si connette a quel server e lo riconfigura, a meno che non c'è, perché molti server addirittura vengono proprio venduti con l'autoconfigurazione, va a cercare l'altro server di cui lui faceva parte, nella rete di cui lui faceva parte, e addirittura si autoconfigura. Però nel caso che non si autoconfigura o cose di questo genere, c'è sempre un sistemista da qualche parte del mondo pronto a connettersi a quel server e a finire la configurazione o a correggere quei piccoli errori. Quindi non c'è più il sistemista esperto che va lì, tastiera, mouse, monitor, e si mette a lavorare sul server. Scordatevelo, non è più così. Magari nelle piccole o piccolissime aziende, ma già se c'è un'azienda medio grande, ti affidi subito ai servizi. Il primo che viene in mente è proprio Google, che li dà tutti questi servizi. Stessa Ericsson prima aveva tutti i server di posta in locale, giù in A10 sulla via Nagnina, qui a 2 passi da me. Prima che io andassi via aveva già dato tutti i server di posta a Google, anche se non erano Gmail ma erano @ericsson.it gli indirizzi email, ma li gestivano sempre i server di Google, che non si sa neanche dove stavano. Google ti offre un servizio, poi non ti dice neanche questo tuo servizio dove sta il server. Se io vado su Aruba e mi compro come abbiamo detto prima, quella macchina virtuale, a me non è che Aruba mi dice guarda che la tua macchina virtuale sta in quel server, in quella nazione, no, perché sta distribuito dappertutto. Cioè non c'è più un punto fisico dove c'è una cosa, un file non esiste. Quando uno dice se tu metti una foto su internet non la puoi più cancellare, è quasi vero al 90%, perché viene fatto il deploy, quindi viene copiata in tantissimi server che non si sa neanche dove stanno. Poi che sia possibile in qualche modo andare a risalire ed eliminare completamente queste informazioni, sì, è possibile, però è molto più complicato al giorno d'oggi rispetto a prima, che noi avevamo tanti server e noi sapevamo che dentro a questo server c'era quello che ci doveva essere. Se questo era un file server con la musica e c'erano tanti MP3, sapevo che stavano qui. Ma il server non mi viene, se qualcuno è collegato mi dica come si chiama, Spotify, il server sono deployati, cioè stanno dappertutto, ok? Sono le 5:26, ho 4 minuti per chiudere la live. Allora, chiudiamo, non vorrei rompere tutto, anche perché questo funziona. Ok, qua ho chiuso, qui chiudiamo, perfetto, lo rimetto a torre. Ragazzi, grazie mille di essere stati con me. Abbiamo visto il 7613, uno dei miei server con Windows Server 2003 installato dentro. Abbiamo craccato la password, quindi di amministratore, perché non me la ricordavo da tanti anni, che era, abbiamo visto che ci sono dei file del 2009. Dopo il 2009 non c'era più niente, quindi questo è stato spento nel 2009, non me la ricordavo la password amministratore. Quindi grazie a questo CD, Irens Boot CD, sono riuscito a craccare la password di amministratore locale e ad entrare. Ok? Quindi ho... Ah, Guru 2D, ma eri tu che mi avevi chiesto della videoteca in chiusura? Ricordami un po', ma no, mi sa che non eri tu che mi avevi chiesto della videoteca. Ma non mi ricordo. Comunque, niente. Abbiamo visto questo Dell, quindi GX 260 Pentium 4, c'ha mezzo giga di RAM, 512 mega, e c'ha Windows Server 2003 installato dentro. Era un FTP server e un file server condiviso. Ah, quel video del mulino, sì, sì. Mulino bianco, Barilla. Hai visto che sta a fa il mulino bianco adesso per 50, quanti, no, per gli 80, 100 anni, non mi ricordo. Comunque ha fatto una casetta del mulino bianco a Milano in piazza. Una cosa spettacolare, grandezza naturale.
andate a cercare, mettete Mulino Bianco Milano, su internet si trova tutto, su Instagram, sui social si trovano tutto come hanno costruito questa casetta del Mulino Bianco, proprio originale come si vedeva nelle pubblicità anche degli anni 80 e 90, Mulino Bianco Barilla, quanti ricordi. E quindi niente, vi ho parlato un po' dell'architettura server e della Microsoft che ancora ha server in mano, ma c'è una bella fetta dei server che ha voglia di che la Microsoft la buchi, fai, dici, non è così semplice, devi stare in locale, ma poi adesso i server non hanno neanche più tastiere e mouse là in locale, perché in locale ci vanno solo questi hardwareisti, come vi ho detto, che vanno a se rompe un disco, staccano un disco, ne mettono un altro, il RAID automaticamente lo ricostruisce, finito, cioè non c'è più da configurare, da operare via software, viene tutto fatto in automatico, non scordatevelo, il lavoro che facevo io purtroppo è nato, si è sviluppato ed è morto. Non, ci stanno grandissime persone che io ammiro tantissimo, piene di certificazioni, che sono molto molto brave, però quelle sono persone pagate molto bene, che però sanno a menadito il sistema operativo dove andare a mettere le mani in qualsiasi momento. Attenzione che quelle sono persone molto molto valide. Grazie mille a tutti di essere stati qui con me, quindi questo è un altro, quindi 3 su 3 li devo tenere. Vabbè, domani ne vediamo un altro, ok? Domani recupero pure la live di oggi. Grazie mille a tutti, sono le ore 17:29, abbiamo fatto poco più di un'ora di live. 17:29, mercoledì 19 febbraio 2025. Grazie a tutti, vi lascio con la finale. Ciao, ciao, ci vediamo, grazie. Thank you.